pazzesco, cioè non è possibile. Allora mi domando, non sarebbe... Noi siamo finalmente fuori dalla crisi, noi siamo tornati ai dati del 2007, anzi l'occupazione nelle 3 regioni è aumentata numericamente rispetto al 2007, quindi sono dati positivi, in controtendenza se vogliamo con altre regioni italiane, però il dato positivo è questo. Quello che a noi fa spiacere, che a volte, o che non piace soprattutto, meglio dire così, è che venga fatto sempre vedere la parte negativa di questo Paese, non la parte positiva. Se abbiamo 3 regioni che sono il cardine, il motore, il cuore di questa nazione, che stanno andando bene, dovremmo essere tutti contenti e semmai aiutare le altre regioni a mettere benzina nella locomotiva per poter raggiungere queste regioni. Quindi il modello funziona, va replicato. Adesso la nuova sfida che si apre sarà quella di dare seguito a quel protocollo firmato dalle 3 regioni sull'articolo 116 per le competenze regionali che vengono allargate, quindi la sfida adesso passerà, la palla passerà a Roma, al Parlamento, dove dovranno dare seguito alle parole ai fatti, passare dalle parole ai fatti finalmente.